Ecco, oggi conferenza stampa si presenta il Rally dei Monti Sicani che si svolgerà quando? L'8 e il 9 di marzo si svolgerà il primo rally della stagione ed è valido anche per il campionato regionale, che è il Rally dei Monti Sicani. Noi abbiamo accettato di buon grado di collaborare con l'organizzatore della Tempo, con a capo il patron Eros Di Prima, che è un'icona del rallismo siciliano degli anni '80, e con gli amici di Casteltermini che si sono impegnati al fine di trovare i fondi necessari per la realizzazione di questa manifestazione. La provincia di Agrigento è sempre stata una provincia che ha avuto una certa inclinazione nei confronti dell'automobilismo e soprattutto nel rally. Negli anni '80 negli anni '90 abbiamo avuto diverse manifestazioni rallistiche nella provincia di Agrigento e noi siamo bielletti di riniziare questo percorso, anche se nella provincia di Agrigento ci sono sempre state altre manifestazioni di tipo automobilistico come gli slalom e le salite. Abbiamo avuto la possibilità di collaborare con Eros per questo grande evento e siamo felici che sta avendo un notevole successo. Ci sono quasi 60 partecipanti e per una prima edizione diciamo che è veramente tanta. Parliamo allora di questo evento che si terrà prossimamente l'8 e 9 marzo, il Rally dei Sicani. Sì, apriamo la stagione agonistica rellistica in Sicilia con questo evento che stiamo aprendo veramente presto. Non siamo abituati normalmente in Sicilia già a partire nei primi di marzo, però nonostante tutto abbiamo trovato delle belle strade idonee per fare una bella manifestazione e abbiamo ricevuto un buon consenso da parte dei piloti, ma e soprattutto l'importante l'interesse delle comunità montane dei Monti Sicani che si sono rese molto disponibili. Il percorso qual è esattamente? Cioè quali zone tocca? Beh, praticamente giriamo intorno a Monte Cammarata, la partenza sarà al centro commerciale, tutto il focus dell'evento è al centro commerciale, la fornace di Cammarata. Poi si farà una prova speciale piccola da 4 km che arriva a Cammarata, alla stazione Cammarata a Cammarata, e poi riprendiamo la famosa Cammarata Santa Rosalia, che fu gara in salita più di 20 anni fa, e poi andiamo a fare un'altra piccola prova ad Alessandria della Rocca, che è una prova molto particolare in discesa, molto interessante. Sono in totale poco più di 50 km di prove speciali e 300 km totali di trasferimento. La manifestazione si svolge su 2 giorni. La partenza sarà alle 18 di sabato per ritornare in parco chiuso la sera verso le 21, e poi riprendiamo la mattina alle 8 e concluderemo verso le 19 la sera, sempre al centro commerciale, dove, ripeto, faremo parco assistenza, partenza, arrivi, riordino e premiazione finale. Allora, devo dire che mi ha coinvolto l'amico Totò Scozzeri assieme a tutta l'equipe, parlandomi di questo bellissimo rally, e da subito come sindaco e come comunità di San Giovanni Gemini abbiamo aderito a questa iniziativa, perché tra l'altro diciamo punto di riferimento San Giovanni Gemini insieme all'area dei Monti Sicani, diciamo, si stabilisce come punto di raduno dell'attività sportiva automobilistica. Per noi credo che sia un'importante leva da un punto di vista turistico e volano per l'economia, perché questa manifestazione attira un sacco di professionisti, turisti, curiosi, visitatori e turisti nel nostro territorio. Un'opportunità per far conoscere i nostri prodotti tipici, le attività culturali, le nostre bellezze naturalistiche e le bellezze enogastronomiche del nostro territorio. E quindi per noi abbiamo aderito con enorme piacere ed è una grande opportunità, insomma, vivere questa esperienza. Quindi San Giovanni Gemini, insieme a tutti gli altri comuni, è pronto ad ospitare il rombo dei motori e l'energia di questo rally. Cammarata coinvolto in questo Rally dei Monti Sicani? Cammarata organizzatore del Rally Monti Sicani, coinvolto sì,
dal Club Valle del Platani, che ringrazio per avermi coinvolto e avermi reso partecipe, avermi dato l'opportunità di poter far rivivere l'ebbrezza di una manifestazione sportiva così importante, che riporta alla memoria di tutti noi la cronoscalata che un tempo si svolgeva a Cammarata. Il rally per noi non è solo una competizione sportiva, non è solo una giornata di sport, ma è sicuramente un'occasione di promozione. Quando interverranno tutti gli appassionati di una manifestazione del genere che verranno a Cammarata, potranno sicuramente godere delle nostre bellezze paesaggistiche, e quindi un'occasione per conoscerci, per conoscere le nostre bellezze, per conoscere soprattutto la nostra ospitalità. Il rally quindi un'occasione per riempire gli alberghi, per affollare i ristoranti, quindi sicuramente un'occasione per creare economia a Cammarata. Ma non è solo questo, il rally non va misurato soltanto in termini economici. Per me l'importanza del rally è anche rendere orgogliosi i cammaratesi di ospitare una manifestazione di respiro regionale e anche nazionale, per essere orgogliosi del proprio comune. Chi vuole ringraziare per la riuscita di questo evento? Allora, chi ringraziare? Sicuramente gli organizzatori, sicuramente chi sta dietro le quinte, il Club Valle del Platani, che me l'ha proposto, Totò Scozzeri, che è venuto al comune. Era il mio programma far rivivere, come dicevo poc'anzi, l'ebbrezza della cronoscalata. Totò Scozzeri e il Club Valle del Platani mi hanno dato questa opportunità. Poi la cosa importante è reperire le risorse, e in questo caso devo ringraziare il centro commerciale La Fornace, che in una prima fase ha sponsorizzato le prime spese. Poi, per quanto riguarda il finanziamento di 70.000 euro, devo sicuramente ringraziare l'onorevole Carmelo Page, che subito si è messo a disposizione per aiutarci nell'organizzazione, per poter reperire le risorse. Poi l'organizzazione vera e propria della manifestazione, sicuramente la società Tempo SRL e la nostra Proloco, nella persona di Salvo Albanese, che sicuramente tanto stanno facendo per l'organizzazione di tutta la manifestazione. Ecco, voi avete fatto tantissimo per l'organizzazione di questo evento importante che interessa il territorio dei Sicani. Sì, diciamo che siamo la mente che ha partorito l'evento, perché noi come associazioni, a parte a prescindere dall'associazione, noi siamo la parte sentimentale, diciamo, dell'evento. Noi siamo generazione delle figlie della generazione della Lancia Stratos e Lancia Delta. Avevamo in desiderio di rivivere il vecchio rally Quisquina, e quindi ci siamo, diciamo, messi in opera per avere tutto a disposizione per questo evento che è il rally di Montesicano. Allora, parliamo con l'ex consigliere provinciale Totò Scozzeri, che fattivamente si è battuto per la realizzazione di questo rally che interesserà il territorio dei Monti Sicani. È da 5 anni che noi eventualmente lavoriamo su questo territorio con i nostri raduni, perché io sono il presidente del Club Valle del Platani Classic e abbiamo fatto 5 raduni. Io devo ringraziare in primis il centro commerciale, la Fornace, la famiglia Russotto, perché ci ha dato il centro commerciale in maniera a titolo gratuito, anche qualche volta spesso con qualche contributo, perché le spese sono enormi. Questa volta invece il mio club ha deciso di realizzare questo grandioso evento, il rally dei Monti Sicani. Dopo mezzo secolo di silenzio, a oggi cominciano a rompare i motori delle macchine da corsa, dei rallisti. Uno sport che è amato da tantissimi, ma nello sport abbiamo incluso la rinascita del territorio, far conoscere il territorio, far vedere le nostre peculiarità, far conoscere le nostre, le nostre aziende, le nostre storie religiose, con delle cose che possiamo far vedere a tutto il mondo. Per cui dico, io mi auguro, sono sicuro che sarà un evento riuscitissimo, e sono sicuro anche che lo riproporremo il prossimo anno e daremo il secondo rally dei Monti Sicani. Lo abbiamo dedicato memoria a Gaetano Butticè, perché era un nostro amico, un nostro sostenitore,
che fino prima di Natale era con noi riunito in queste riunioni per organizzare il rally, e ahimè purtroppo è venuto a mancare il giorno di Natale. Per cui dico, ringrazio tutti coloro che ci hanno dato una mano aiuto, principalmente gli amici del mio club, i sostenitori. Voi fattivamente avete messo a disposizione, diciamo, il vostro territorio per la realizzazione di questo evento. Sì, noi abbiamo sempre cercato di venire incontro a questo tipo di iniziative perché sono un valore aggiunto per il territorio, e mi preme fare presente che quando si creano queste sinergie tra attività imprenditoriali, associazione del territorio e la politica, nascono degli eventi che sono un toccasana per tutto il territorio. Ecco Vittorio, lei partecipa a questa iniziativa, in che modo? Come mai? Mi piace citare Antonello Venditti: certi amori non finiscono mai, fanno giri lunghissimi e poi ritornano. Noi partecipiamo alle manifestazioni, quindi alle gare in circuito in ambito nazionale. Il nostro programma per il 2025 era proprio questo, e quindi Monza, Castelletto di Piranduzzo, Pavia. Ma la ghiotta occasione di ripercorrere le strade che nel 1984 noi abbiamo frequentato, su cui abbiamo corso per il periodo in cui il Rally della Prisquina era in auge, ci ha portato assolutamente a fare questa scelta. Abbiamo avuto la bella occasione della macchina che ci forniscono i fratelli Ferrara, Giacomo e Michele, la Ferrara Motors, e noi ci onoriamo in questa occasione e per tutto il campionato che faremo di essere testimonial di una fondazione Onlus per la ricerca e l'assistenza ai malati di cancro, la città delle Verbene. Per loro noi saremo testimonial e realizzeremo i banchetti di presentazione per la possibilità della raccolta del 5 per 1000 e anche la possibilità di donazione. Questo per noi è un grande orgoglio, questo è un momento importante quando si mettono insieme sport e soprattutto l'umanità e la sensibilità necessaria a che le persone, gli uomini, capiscano le cose importanti della vita. Ringraziamo gli organizzatori, ringraziamo tutto il pubblico che ci darà il loro calore, e che sia una bella festa. Grazie.